Emergono gravi manchevolezze da parte dei Vigili del Fuoco di Londra. Un nuovo rapporto stilato nell'ambito di un'inchiesta indipendente sul rogo della Grenfell Tower di Londra, avvenuto nel giugno del 2017, dove persero la vita anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza, sottolinea gravi errori che stanno creando non poco barazzo in Gran Bretagna. Sotto accusa la tragica scelta di dare come indicazione ai residenti del grattacielo di Kensington stay put, ovvero di rimanere all'interno degli appartamenti in attesa che le fiamme che avvolgevano il rivestimento del palazzo fossero spente. Scelta fatale per gli inquilini dei piani più alti e tra di loro proprio Gloria e Marco. Viene anche contestata la lentezza dei soccorsi e le capacità degli uomini del London Fire Brigade, non sufficientemente addestrati a situazioni di gravissima emergenza. Un insieme di fattori che, secondo questo rapporto, possono aver reso più pesante il bilancio delle vittime. Inoltre, sotto accusa anche il rivestimento della Grenfell Tower. I pannelli di alluminio avrebbero contribuito al rapido propagarsi delle fiamme.